Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla pillola del vostro Marietto veneziano. Bene, come avete visto dalla mascherina principale, oggi parleremo del spirito Malfas e quello è il sigillo per poterlo richiamare durante un'operazione di alta magia operativa. È il 39esimo spirito della scala Goezia di Re Salomone praticamente. E come appare? Egli appare inizialmente come un corvo, ma su richiesta del magista può essere che prenda anche la forma umana e tenderà a esprimersi con voce rauca. È considerato pure un grande e potente presidente. Quindi voglio dire anche un'altra cosa, ci sono sigilli che sono più preposti anche a essere usati solamente per richiamare geni durante operazioni di alta magia operativa e ci sono sigilli che possono essere sia usati in quel modo lì sia usati come sigilli protettivi per le persone. In questo caso qui questo un po' meno, va bene solamente per le, o meglio, va bene meglio per richiamare questo genio ma non come protettivo, perché questo genio qui è anche un po' furbetto, cerca sempre di imbrogliare chi lo chiama, quindi bisogna sempre stare attenti che cercherà di fare delle proposte ingannevoli a questo spirito qua. Ma cosa fa questo spirito? Questo spirito qua costruisce case solide, aiuta a costruire case solide, alti torri e può far conoscere i piani e le azioni dei nostri nemici. E quindi è anche in grado di fornire gli spiriti di comando, pronti a obbedire e a sottomettersi a qualsiasi richiesta. Quindi è non diciamo un double face, ma con le giuste operazioni e l'esagramma come vi ho fatto vedere e questo sigillo si può chiamare questo Malfas e sottometterlo ai nostri comandi. Però non è proprio un sigillo ideale per essere consacrato a una persona sola, è più che altro per richiamare il genio e farsi ubbidire per varie operazioni, ma non è da dare a una persona, è consigliabile non darlo. Invece, come vi ho spiegato in altre pillole, ci sono dei sigilli che si possono consacrare proprio a una persona, anche se sono della Goezia di Salomone, perché non è detto, cioè mi spiego meglio, si parte dal presupposto che la Goezia sia di basso astrale, e questo è vero, e quindi agiscono più in fretta, però bisogna anche vedere da che mano è stato costruito, cioè chi è l'artefice, cioè l'anima del magista, se è un'anima bianca, un'anima rossa oppure proprio un'anima nera. Quindi di conseguenza anche il genio acquisirà certe vibrazioni e sarà, come si suol dire, istruito a fare certe cose. Quindi questo Malfas è sì un sigillo da considerare, però è un sigillo che serve solo al magista per poter in un certo senso attivare delle richieste per sottomettere altri spiriti o per aiutare delle persone a costruirsi la casa o avere conoscenza di pensieri dei nemici, di strategie dei nemici. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto veneziano vi ha detto questa pillola su questo spirito che si chiama Malfas, è il 39esimo della scala gerarchica del Goezia del Re Salomone, che ci ha dato 3500 anni fa. E per il momento è tutto, vi ringrazio di avermi seguito fino adesso, vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Hildegard di Marietto Veneziano, oppure di andare nel gruppo di Facebook qui sotto in descrizione e di venirci a trovare appunto nei gruppi di Facebook. Grazie e ciao!